Può darsi che i lavori non siano andati bene, c'è qualcuno, ci sarà un tecnico che deve rispondere di queste cose, io penso. Incompetenti di qui che ha fatto fare i lavori? Incompetenti? Solo il titolo, ma dopo bisogna chiamare a gente di bassa gleba che lavora nella vita. Dovevano fare meglio i lavori, senz'altro hanno sbagliato e quindi chi sbaglia poi deve pagare. Penso che sia ora di finirla, di prendersi le responsabilità. Qualcuno, non so chi, ma Gli inconvenienti succedono sempre e bisogna che chi ha sbagliato paghi, che cominciamo a questo, ecco, questo è importante. Ci meravigliamo che una strada si allaga di acqua, ragazzi. Andiamo a vedere il temporario che cade a pezzi. Cioè, erano problemi che c'erano molto prima e che si sono portati avanti. Non ci sono soldi per i monumenti nazionali, però ci sono soldi per le auto blu, ci sono i soldi per ogni amministratore che c'è qui, prende un lira di Dio di soldi, a fine mese però loro la paga ce l'hanno e i monumenti vengono lasciati andare. Cioè questo è inspiegabile e il cittadino paga. Non so buon capire perché devi fare i lavori così e dopo per rovinare fuori tutto da nuovo.